Indagato Mimmo Lucano, sindaco di Riace, noto per l'accoglienza dei migranti, perquisizioni in comune nelle associazioni convenzionate con il municipio. Il provvedimento è della procura di Locri. Sit-in dei dipendenti delle 5 province calabresi a Vibo chiedono serenità occupazionale, deleghe e risorse cancellate dalla riforma. Il presidente della regione Mario Oliverio e l'ambasciatrice dei prodotti calabresi nel mondo ospiti a cena alla Progetto Sud di Lamezia, bersaglio di intimidazioni. Siamo qui, ha detto il governatore, per sostenere Don Giacomo Panizza. 10 condanne e 7 assoluzioni per i furbetti del cartellino al comune di Pedace, la sentenza è del Tribunale di Cosenza, indagini avviate nel 2012. Le Fiamme Gialle hanno scoperto una maxi evasione fiscale a Tropea, sequestrati beni a società edili e turistiche. Riflettori accesi sul Marco Lorenson, dove domani si giocherà il derby fra Rende e Catanzaro. La regina ha voglia di ripartire e spera di riscattare il KO con il Cosenza in trasferta a Trapani. Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network e benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG. Apriamo con la cronaca perché è considerato un simbolo dell'accoglienza e dell'integrazione. Il modello Riace lo ha reso famoso tanto da farlo inserire nella classifica degli uomini più influenti. Parliamo di Mimmo Lucano, indagato per presunte irregolarità nella gestione dei progetti d'accoglienza, perquisizioni in comune nelle associazioni convenzionate con il municipio di Riace per la gestione appunto dei servizi. Il primo cittadino però si difende e dice: sono senza parole, ben vengano i controlli. Ma vediamo i nostri servizi. La Guardia di Finanza, il municipio a Riace, il blitz delle Fiamme Gialle che hanno acquisito documenti e fatture su delega della Procura di Locri hanno notificato un avviso di garanzia al sindaco Mimmo Lucano, il primo cittadino noto per l'ospitalità dei migranti e indagato per abuso d'ufficio, concussione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in relazione alla gestione del sistema di accoglienza. Con lui, secondo quanto si è appreso, è indagato Fernando Antonio Capone, presidente dell'associazione Città Futura Don Pino Puglisi. Sotto osservazione l'organizzazione e il sistema accoglienza con una matriosca di associazioni che hanno rapporti di convenzione con il comune, e cioè le strutture per minori non accompagnati e gli SPRAR. Perquisite, oltre alla casa comunale, anche le sedi delle stesse associazioni, nonché le abitazioni del primo cittadino e di Capone. Una lunga giornata di lavoro, circa 10 ore, per avere gli atti da parte dei finanzieri Faldoni al vaglio degli investigatori. Nelle scorse settimane Lucano si era detto sfiduciato e indignato con lo Stato dopo che il Ministero dell'Interno e Prefettura di Reggio Calabria avevano sospeso l'erogazione dei fondi per presunte irregolarità. Lucano, grazie alla sua attività in favore dell'accoglienza, è stato inserito dalla rivista Fortune al 40° posto tra le personalità più influenti del mondo. Rai Fiction ha anche annunciato la realizzazione di una fiction su Lucano che sarà interpretata da Beppe Fiorello. Da simbolo dell'accoglienza indagato, il sindaco di Riace, Domenico Lucano, grazie alla sua attività in favore dei migranti, lo ricordiamo, è stato inserito dalla rivista Fortune al 40° posto tra le personalità più influenti al mondo. Il sistema Riace è diventato un modello a livello internazionale, grazie ai bonus, strumento che ha consentito ai migranti di usufruire di un potere d'acquisto tra gli esercenti per supplire ai ritardi dei contributi pubblici e alle borse lavoro che hanno consentito di riavviare il tessuto economico del piccolo centro della Locride e dare una risposta lavorativa ai richiedenti asilo che intendevano fermarsi a Riace. Sono nate così botteghe artigiane di ceramica, vetro, tessitura, un sistema adesso che viene messo in discussione. Già nelle scorse settimane Lucano si era detto sfiduciato e indignato con lo Stato dopo che Ministero dell'Interno e Prefettura di Reggio Calabria avevano sospeso l'erogazione dei fondi per presunte irregolarità. Adesso l'avviso di garanzia recapitato al sindaco del piccolo centro. Lucano non nasconde la sua amarezza, si difende dalle accuse e sottolinea: sono senza parole, ma per certi versi mi viene quasi da ridere perché non ho nessun bene nascosto, non possiedo niente e non ho conti segreti. Allora ben vengano i controlli, aggiunge, e che siano più approfonditi possibile. Domenico Lucano spiega di aver risolto i problemi con il Viminale e la prefettura in merito al sostegno finanziario fornito per l'esperienza di bonus
bonus e delle borse lavoro e ora arriva questo, una tegola per il sindaco di Riace che, con amarezza aggiunge, da 20 anni sono in prima linea cercando di sviluppare attività collaterali per favorire l'integrazione dei migranti e la loro permanenza sul territorio anche a conclusione dei progetti finanziati. Ma adesso cosa accadrà? Vedremo. Lasciamo per il momento la cronaca, parliamo della pagina del lavoro, ci spostiamo a Vibo Valentia dove i dipendenti delle province calabresi hanno manifestato, chiedono la riassegnazione delle deleghe e delle risorse cancellate dalla riforma. Vediamo. Ridimensionate e svuotate dalla legge del Rio in attesa di essere cancellate, risuscitate all'indomani del famigerato referendum del 4 dicembre, le province vogliono uscire dal limbo nel quale sono ancora esiliate e cercano di farlo con il sostegno dei sindacati attraverso uno sciopero generale, la cui manifestazione regionale si è svolta a Vibo Valentia, con un sit-in davanti alla prefettura da parte dei lavoratori di province e città metropolitane, una scelta non casuale ma dal preciso significato. Vibo perché? Perché per noi rappresenta il simbolo di un fallimento di una riforma Vibo, nel senso che è stato in qualche modo ha preceduto i problemi che da qui in poi, se non si metterà mano a questa riforma della legge del Rio, problemi che si riverseranno per ricaduta su tutte le altre province, prima calabresi sicuramente e poi anche nazionali. CGIL e Giselle Will pongono chiari quesiti al governo e precise rivendicazioni. La situazione critica in cui versano le province riguarda tutto il territorio italiano e anche le città metropolitane, tant'è vero che contestualmente a questa nostra manifestazione ci sono in tutte le province italiane analoghe manifestazioni proprio per rivendicare il ruolo che le province continuano ad avere, perché le funzioni restano ma le risorse sono state tagliate, si sono svuotate di personale, la legge del Rio ha modificato totalmente gli assetti sia finanziari che di bacino dei dipendenti delle province e quindi questo ha messo in grossa crisi. Moltissime province non riusciranno a chiudere i bilanci e anche qualche città metropolitana, cito una per tutte, la più grande, Milano. Oggi siamo qua per far capire al governo che questo stato di cose non può più perdurare. Si è partita con l'inganno del riordino, ma ci ritroviamo adesso a stare vicino ai nostri dipendenti, ai nostri lavoratori che spesso non percepiscono lo stipendio, quindi è lo Stato che è inadempiente al pagamento degli stipendi dei lavoratori. E da Vibo ci spostiamo alla Lamezia Terme dove si è tenuta una cena stellata per la Progetto Sud, ospiti il presidente della regione Mario Oliverio e l'ambasciatrice dei prodotti enogastronomici calabresi nel mondo Lidia Bastianic. Siamo vicini a Don Panizza, ha detto il governatore della Calabria. La Progetto Sud e la cooperativa Le Agricole sono state bersaglio di numerosi atti intimidatori. Vediamo. In cucina fervono i preparativi per una cena che sarà ricordata alla Progetto Sud di Lamezia Terme, dove Lidia Bastianic, testimonial dei prodotti enogastronomici calabresi nel mondo, ha partecipato insieme al presidente della regione Mario Oliverio ad una cena con prodotti bio della cooperativa Le Agricole, costituita da donne in difficoltà che hanno voluto crearsi un'occupazione e con fatica ogni giorno lavorano la terra, terreni confiscati all''ndrangheta, una realtà consolidata facente parte della Progetto Sud di cui è presidente Don Giacomo Panizza, salita agli onori della cronaca per le intimidazioni subite. Siamo qui, ha detto il governatore, anche per questo. Siamo qui per dire che Don Giacomo non è solo, che è sostenuto dalle istituzioni, è sostenuto dalle comunità, è sostenuto dalla stragrande maggioranza dei calabresi. Proprio oggi sono stato io in Parlamento ospite della Commissione Antimafia per un confronto con i presidenti di altre regioni, quello della Lombardia, quello del Lazio, quello della Puglia, per mettere in rete le istituzioni, per contrastare la criminalità. Noi siamo qui anche per questo. Don Giacomo sa bene che noi siamo vicini a lui e insieme alla stragrande maggioranza dei calabresi stiamo combattendo una battaglia per estirpare questa malapianta, perché appunto questa malapianta ha prodotto solo danni alla Calabria.
Tutto è curato nei dettagli, anche le stoviglie sono bio, l'emozione di mettersi alla prova dinanzi ad una chef di fama internazionale. Un calore dentro nel cuore vedere questi ragazzi così entusiasti, queste persone qui che hanno bisogno, sono le persone più importanti della nostra società. Io conosco Calabria già da tempo, però sono stata qui 6 mesi fa, abbiamo fatto anche delle riprese e ho conosciuto più intimamente il prodotto e la produzione calabrese e la gente calabrese. Qui è una cultura vera, già da Anorum, e dunque farla sapere fuori, una vostra cultura che la vivete ogni giorno, credo che sia questa grande opportunità di farla conoscere anche all'estero sempre più. Torniamo a parlare di cronaca con un'evasione fiscale da 1.200.000 euro scoperta dai finanzieri nel Vibonese, sequestrati i beni di alcune società e imprese operanti nel settore di costruzioni edili e del turismo. Per frodare il fisco venivano utilizzate fatture per operazioni inesistenti. Vediamo. 1.200.000 euro è il valore della maxi evasione fiscale scoperta dai finanzieri nel Vibonese, nel mirino degli inquirenti imprese e società operanti nel settore delle costruzioni edili e del turismo. Le Fiamme Gialle di Tropea, in esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo, hanno così sequestrato i beni delle imprese e dei rispettivi amministratori per un importo equivalente alle somme evase. Nel corso di una verifica fiscale nei confronti di una società di gestione di un noto residence turistico del litorale vibonese, la Guardia di Finanza ha scoperto che la stessa, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nelle dichiarazioni annuali avrebbe utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse da una società collegata, utilizzate per documentare costi in realtà mai sostenuti, al fine di abbattere l'imponibile da sottoporre a tassazione e di consentire un'indebita detrazione dell'IVA. Le Fiamme Gialle hanno controllato documenti, effettuato controlli incrociati, un'attività ispettiva che ha consentito di accertare il coinvolgimento di altri 3 soggetti economici nell'ideazione e realizzazione della frode fiscale. Nei confronti degli amministratori delle società e delle imprese individuali coinvolte è scattata a vario titolo la denuncia per i reati tributari di emissione e utilizzazione di fatture false e così, su richiesta della Procura della Repubblica di Vibo, il GIP ha disposto il sequestro di beni, immobili e valori immobiliari intestati ai soggetti giuridici e agli indagati per un importo equivalente all'imposta evasa, ossia 1.200.000 euro. Ancora la cronaca con una notizia che arriva dal Catanzarese. Ha simulato un incidente stradale per tentare di truffare un'anziana donna, un 26enne di Noto in provincia di Siracusa con precedenti di polizia. È stato arrestato per truffa dai carabinieri a Gasperina. Il giovane è stato sorpreso dai militari impegnati in un servizio di controllo del territorio mentre importunava un'anziana di 84 anni, proprietaria di un'utilitaria, addebitandole il danneggiamento dello specchietto laterale della sua vettura. La modalità utilizzata dal giovane consisteva nell'agganciare l'auto della vittima e nel colorare con un pastello in cera lo specchietto della propria automobile, prendendo il risarcimento del danno di alcune centinaia di euro all'automobilista preso di mira. Dopo aver arrestato il giovane, i carabinieri hanno perquisito la sua auto e hanno trovato all'interno sia il pastello in cera che lo specchietto utilizzato per mettere in atto la truffa. Il materiale è stato sequestrato. E ancora adesso vediamo le nostre brevi di cronaca. Si chiude con la condanna ai 10 dipendenti del comune di Pedace in provincia di Cosenza accusati di assenteismo il primo grado del processo time out. Pene superiori a 1 anno inflitte da collegio giudicante, condanna a risarcimento danni nei confronti del comune che si è costituito parte civile. I dipendenti saranno interdetti dai pubblici uffici per un periodo pari all'entità della pena comminata. 7 gli assolti perché il fatto non sussiste. Il pubblico ministero Giuseppe Cozzolino aveva chiesto tra i 7 gli 11 mesi di reclusione a vario titolo. L'inchiesta, scaturita dopo le indagini del 2012, riguarda alcuni dipendenti del comune accusati a vario titolo di truffa aggravata perché assenteisti. Tra gli indagati, dipendenti assunti a tempo indeterminato, LSU e ausiliari del traffico.
prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha nominato un commissario per la provvisoria gestione del comune di Villa San Giovanni, scegliendo il prefetto a riposo Vittorio Saladino, che assume le funzioni del sindaco della giunta comunale. L'adozione del provvedimento si è resa necessaria in seguito alla ricezione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con la quale, in accoglimento delle censure proposte da alcuni consiglieri comunali, sono stati annullati l'atto di nomina del vice sindaco sottoscritto dal sindaco Giovanni Siclari e l'atto di convocazione del consiglio comunale sottoscritto dal vice sindaco Maria Grazia Richichi. Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 106 all'altezza del Ponte Grizzo nel territorio di Soverato. Lo scontro ha visto coinvolte due autovetture, una Nissan Micra guidata da una donna di 33 anni e una Fiat Punto guidata da un uomo di 85 con la moglie a bordo. Le persone coinvolte, ferite lievemente, sono state trasportate dal 118 in ospedale per accertamenti. E sempre per la cronaca ci spostiamo a Reggio Calabria, dove inizierà mercoledì prossimo 11 ottobre davanti ai giudici del Tribunale di Reggio il processo contro i componenti del branco che a Melito Portosalvo sono accusati di aver violentato per 2 anni una ragazzina ora 14enne. La vicenda è venuta alla luce nel settembre dello scorso anno, quando i carabinieri, in esecuzione di un provvedimento del GIP, arrestarono 8 giovani, uno dei quali minorenne, mentre ad un nono notificarono un provvedimento di obbligo di presentazione alla PG. Tra gli altri arrestati anche il figlio di un presunto boss della cosca di 'ndrangheta degli Viamonte. Cambiamo argomento adesso: prevenire ed educare, il tema del congresso nazionale dell'Associazione Magistrati di Minori e Famiglia che si svolge a Catanzaro. Sentiamo. Per la prima volta la Calabria ospita il congresso nazionale dell'Associazione Magistrati Minori e Famiglia. Prevenire ed educare, il tema scelto per questa edizione. A Catanzaro confronto tra giuristi ed esperti provenienti da tutta Italia. E sarà anche interessante raccogliere la voce dell'Europa che ci verrà portata da docenti e dalla europarlamentare Caterina Chinnici, che è stata relatrice del giusto processo minorile adottato dal Parlamento europeo. Riflettori accesi dunque su tematiche di grande importanza, attorno alle quali è importante avviare una riflessione comune per rispondere in maniera efficace ai bisogni di tutela dei minori e della famiglia. Il binomio prevenzione-educazione da sempre è inteso come elemento fondamentale su cui costruire il sistema di tutela che vede il minore e le sue esigenze evolutive al centro di tutte le azioni realizzate dalle istituzioni preposte. Noi crediamo nella prevenzione, facciamo educazione. Ma tant'è vero che ci crediamo in questa cosa che con il Tribunale dei Minori di Catanzaro sono anni che portiamo avanti insieme il progetto CIAC con grossa affluenza da parte delle scuole che sono entusiaste per partecipare. Quindi noi ci crediamo e quindi davanti alla presenza di un convegno che coinvolge sicuramente la magistratura minorile del Tribunale dei Minori, però chiaramente la scuola, io ci tengo a essere presente per portare il saluto comunque del mondo della scuola che vive molte attività anche insieme a loro per cercare di fare prevenzione e educazione contemporaneamente. Da Catanzaro ci spostiamo a Cosenza, dove è stata presentata oggi la manifestazione POL 2017 dedicata alla formazione della polizia locale che si terrà il 12 e il 13 di ottobre. Vediamo. Il 12 e 13 ottobre al Castello Svevo di Cosenza si rinnoverà per il 4º anno consecutivo l'appuntamento con il meeting della Polizia Locale. L'evento, il più grande del Sud Italia in questo settore, curato da Beta Professional Consulting, ha finalità ben precise. Le finalità sono confronto, formazione, aggiornamento e, perché no, far scoprire anche questa nostra bellissima città che da qualche anno è ancora più bella. Ci tengo a dire ad esempio che il comandante di Lecco nella fattispecie mi ha chiesto di fargli visitare Cosenza perché ha saputo che è bellissimo, quindi è anche un momento per condividere queste nostre bellezze. Saranno 2 giornate di aggiornamento per gli operatori della Polizia Locale che negli ultimi tempi hanno avuto una forte evoluzione professionale anche alla luce delle nuove normative. È per noi un motivo di orgoglio che l'evento si svolga qui a Cosenza
è un evento prestigioso, vista anche la qualità dei relatori, avrà un suo approccio multidisciplinare proprio in parallelo all'evoluzione della figura del vigile urbano nei tempi moderni, che non è più il classico vigile del semaforo, ma quasi diventato un tecnico, dovendo avere competenze in tema di ambiente, in tema di rifiuti. Alla luce dell'ultimo decreto Minniti anche diverse funzioni della Polizia Municipale vengono rafforzate e oggi è quasi diventata una sorta di polizia al pari delle altre polizie dello Stato. Parliamo adesso di calcio, di Serie C, riflettori accesi sul Marco Lorentzon, dove domani si giocherà il derby fra Rende e Catanzaro. La Regina invece ha voglia di ripartire e spera di riscattare il KO con il Cosenza in trasferta a Trapani. Gianluca Pasqua, sentiamo. Un derby rilancia o deprime? La Regina ha perso qualche certezza nel confronto con il Cosenza, al di là del risultato, delle occasioni create nel finale che avrebbero potuto salvare la serata. Maurizio attende il ritorno di Bianchimano e Tulissi, il secondo più vicino del primo al pieno recupero, e chiede ai suoi maggiore compattezza tra i reparti. Già, ne servirà compattezza nella sfida con il Trapani, altra grande di nome e di fatto. La formazione siciliana è reduce da un pareggio non brillantissimo con la Paganese, ma in casa tra le squadre più continue e aggressive. Sarà una gara delicata per gli amaranto calabresi, che dovranno tirar fuori un diverso atteggiamento rispetto a quello mostrato a Granillo con i Lupi e forse anche un diverso assetto che consenta di sfruttare al meglio le caratteristiche di Porcino, non a suo agio in una posizione troppo avanzata. Sarà molto dura e vogliamo anzi affrontarla con la giusta determinazione, sperando di entrare in campo con quella rabbia necessaria, quella transagonistica necessaria che servono per fare le partite. Ci sono dei valori assoluti, noi siamo una squadra di buonissimi valori, vedremo questi giocatori negli anni futuri, a mio avviso sempre, fare categorie importanti e una carriera prestigiosa. Oggi dobbiamo stare sereni e essere consapevoli di quello che siamo. Un successo macchiato dalle troppe occasioni concesse all'avversario ha scombussolato la festa del Catanzaro che, superato l'ostacolo Acragas, si propone di fare meglio al Marco Lorentzon contro il Rende. Erra ha salutato con soddisfazione il recupero di Dinunzio e Infantino. Con 2 pedine in più a disposizione e grazie alle caratteristiche dei 2 elementi nello specifico, il tecnico campano può pensare anche di modificare il modulo passando dal 4-3-3 al 3-4-3 nel tentativo di correggere le sbavature emerse nella gara vinta con gli agrigentini. Mi aspetto un Rende battagliero, una squadra giovane, una squadra che sul proprio campo vorrà renderci la vita difficile, ma noi ci siamo preparati in questi 3 giorni a questo tipo di gara che andremo ad affrontare, una partita dove ci sarà anche anche da non essere belli, da essere concreti, quindi sappiamo mentalmente le insidie che nasconde questa partita, ma sono convinto della risposta che darà al gruppo, perché abbiamo avuto qualche segnale già su qualche altro campo e quindi direi che ci presentiamo non impreparati a questo tipo di partita. I giallorossi si troveranno di fronte a un Rende a secco di vittorie da oltre un mese, che dopo l'avvio da sogno ha raggranellato un solo punto proprio nell'ultima trasferta con il Fondi. Con Gigliotti e Ricciardo ancora acciaccati, Trocini potrebbe dare una chance dall'inizio al centrocampista ex Monopoli Franco. Il sogno dei biancorossi è quello di regalare ai propri tifosi, in un Lorentzon strapieno, la terza vittoria stagionale in un derby tra Coppa e campionato. Adesso vediamo il meteo. Ben ritrovati dallo staff di meteoincalabria.it. L'elemento di novità per questo ormai prossimo weekend è la discesa di una seccatura collegata a una vasta area depressionaria sulla penisola scandinava, che convoglierà sulla nostra regione a partire da sabato masse d'aria più fredde provenienti dalla Groenlandia. Assisteremo pertanto a fenomeni instabili sparsi tra oggi e domani, dopodiché l'irruzione della tramontana abbasserà decisamente le temperature e rasserenerà i cieli. Diamo quindi uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria per le prossime 48 ore. Nella notte tra venerdì e sabato e nella mattinata di sabato, piogge sparse saranno più frequenti sull'Ametino, Vibonese e Reggino. Ancora deboli piogge residue in veloce esaurimento sin dal primo mattino su versanti ionici cosentini e localmente su Crotonese. L'irruzione dell'aria fredda potrebbe rendere possibili i primi timidi fiocchi di neve sulle vette del Pollino. Dal pomeriggio la tramontana, che sarà localmente forte sul Golfo di Policastro, Pollino orientale e Crotonese, renderà i cieli sereni pressoché ovunque. Temperature in crollo,
con valori che si attesteranno fino a 4 o 5 gradi sotto le medie del periodo. Analizziamo adesso lo stato di mari e venti. Sabato l'irruzione della tramontana, moderata sul Tirreno e forte sullo Ionio, Cosentino e Crotonese, farà aumentare il moto ondoso di quasi tutti i bacini. In particolare risulteranno molto mossi il Golfo di Santa Eufemia e le coste tirreniche Vibonese e Reggine, nonché lo Ionio, Cosentino e Crotonese. Altrove i mari saranno mossi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando come di consueto al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, la puntata odierna termina qui, grazie ed arrivederci al prossimo appuntamento. Bene, è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.